L'Associazione Pubblici Esercizi di Padova poche ore fa dal nostro TG chiedeva il Green Pass anche per i frequentatori di sagre ed eventi all'aperto, promossi da parrocchie e Pro Loco. Una provocazione respinta al mittente. Fare polemica sparando sul gruppo non serve a niente, anzi peggiora la situazione. Molto spesso, anzi quasi sicuramente nella maggior parte dei casi, le nostre manifestazioni sono a favore proprio degli operatori del settore. Le sagre e gli eventi delle Pro Loco padovane sono sicuri, afferma il presidente. Perché sono fatte da volontari che sono assolutamente responsabili, hanno anche loro figli, mogli, fratelli e quindi tutti noi siamo attenti che questo possa garantire la sicurezza a ciascuno che viene alle nostre manifestazioni. La Regione, ricorda Tomasello, ci ha fornito tutte le istruzioni per l'uso per svolgere eventi e sagre secondo i dettami del Ministero della Salute. Regola numero 1: vanno evitati gli assembramenti e lo si fa intanto evitando gli spazi ristretti, spostando le manifestazioni in aree più ampie, altrimenti meglio rinunciare. I nostri presidenti di Proloco sono sempre molto attenti e proprio per questo motivo ci si è incontrati con la Regione per avere determinazioni chiare e sapere come muoversi. Facciamo un esempio concreto. Quando uno stand gastronomico o baraccon è sufficientemente arieggiato. Le persone devono sedersi, possono muoversi, quello che è importante è che gli spazi siano ampi. Altro esempio, sulla questione dei capannoni coperti che normalmente vengono utilizzati per ovviamente salvaguardare in caso di maltempo. Anche in questo caso, se la norma dice se ci sono almeno il 50% di lati che sono aperti, quindi arieggiato, è come se fossero all'aperto.